non essendo questo un giorno in cui sono a Vicenza, sarà un extra. Probabilmente pubblicherò i 2 giorni domenica sera. E sarà appunto un giorno extra uno. Potrei iniziare anche a fare queste cose qua. Si vedrà. E niente, sì, ieri ho beccato bello. Ieri. Oggi ho il maglione. Oggi è freddo. E sicuro non ne gioverà alla mia salute. Vabbè. Parma resta un bellissimo posto comunque. Mi sento sfattissimo. Sono stanco. Molto, molto stanco. Anche perché sì, già stanotte ho dormito meglio, sicuro. Però mal di testa assurdo. È dura la vita trasfertista. Benvenuti a tutti, il mio primissimo car vlog. Quindi spero si vede e si senta bene, ma ne dubito altamente. E mi scuso perché questo video appunto probabilmente sarà di 2 giorni e non sarà nemmeno molto lungo, perché ho registrato per ora veramente molto poco, in quanto non ho registrato il pranzo, ho registrato la mattina e poco di più. No, però per chi si fosse preoccupato ora mi sento molto meglio. E attualmente sto andando dal Paso, che poi abbiamo la risottata a casa del Camu. Quindi spero a sto giro mi faccia registrare, non siano come ieri sera che è stato un diretto no. Nel dubbio, cioè ci proverò in qualche modo. Però il video del risotto ci sarà, lo so che siete ansiosi e volete tutti vedere il bellissimo risotto che salterà fuori, quindi tranquilli, il video del risotto ci sarà e sarà anche molto bello. E ora devo cercare di passare senza fare nessun incidente, in quanto gli incidenti non mi piacciono, non sono divertenti. Quindi a dopo. Guarda che chef! Guarda che chef! Non le fa aspettative. Non è male. Raga, siete meglio delle suore. Amen. Cari amici, bentornati. Io attualmente sono nuovamente in macchina dopo la risottata e il passato tempo giocando a carte con gli altri, e ammetto che me la sono goduta molto come serata. Adesso ho riapportato a casa al Paso e ora cerco di tornare a casa io, sperando di non schiantarmi da qualche parte, in quanto devo fare una strada sull'argine, strada anche assai brutta devo dire. E niente, c'è una nebbia leggermente fitta, del tipo che ci potrei appoggiare incontro alla bicicletta perché rimarrebbe su. Quindi spero vivamente di non schiantarmi, cioè più che schiantarmi, è difficile schiantarsi in un punto in cui non c'è nulla. Quindi spero vivamente di non volare nel fosso. Nel caso, sapete che fine ho fatto. Se io sono nel fosso è stato bello, mi sono divertito. Ciao Giri del Jack, ciao a tutti, mi sono divertito tanto. Quindi ora sono fermo al semaforo, non vi preoccupate, non sono un terrorista che guida senza mani e senza guardare. E quindi niente, spero di arrivare a casa vivo. Nel caso faccio un altro video, altrimenti è stato un onore avervi come follower. Ok, a casa ci sono arrivato. La strada era pessima, e con pessima intendo pessima, in quanto c'era la nebbia che si vedeva 4 metri stando larghi. E che altro? Sì, diciamo che oltre i 30 non ci si andava, cioè non vedevi, come voi ora non vedete me, e ora mi vedete di nuovo. Comunque sì, oltre i 30 non ci riuscivo matematicamente ad andare, anche fendinebbia, non fendinebbia, abbaglianti, anabbaglianti. No, oltre i 30 non ci è andato. A casa ci sono arrivato, non ho ancora capito come, ma ci sono arrivato. E visto che in casa non posso fare rumore, buonanotte. Sì, se vedete che che seguo con gli occhi un punto, è perché io mi guardo con lo schermo mentre la telecamera è lì. Quindi mi spiace. Sì, svegliarsi in un letto comodo è più bello, molto più bello. Allora, io mi sono ritrovato a dover programmare in C questo weekend perché c'era necessità. E c'è il tasto installazione, il tasto pacchetti e il tasto impostazioni, che è l'unico effettivamente utile che non va.
E io adesso cosa faccio? Weekend finito, mi tocca ripartire. Però sono contento, cioè ci si diverte solo alla fine. E faccio essenzialmente qualcosa che mi interessa, quindi sono contento di ripartire. Orbene, sono tornato a Vicenza, sono contento, sono soddisfatto, sono con gli altri e va tutto bene. E cosa? Ho perso il treno, quindi sono stato accompagnato a Reggio, ero in ritardo clamoroso, quindi sono arrivato tardi alla macchina, mi hanno dato su perché giustamente ero in ritardo e il viaggio è andato bene, goduto, adesso si va a cena e si mangia! Però a Parma lo facciamo meglio. Speak English, okay? She can speak English. Ok. Provo a dormire al contrario. Ci provo perlomeno. Sì, devo farmi il letto. Non c'ho voglia. Dai. C'è. Diciamocelo. Ho invertito, Hai fatto benissimo. È perfetto. Cioè, è bellissimo. Sono un talento unico. Da grande farò quello... Esatto, farò quello che fai i letti. E con il letto al contrario, perché sì, è al contrario. E adesso sono anche lontano dalle luci. E il video sarà molto al contrario. Buonanotte.